Venerdì 10 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, la notizia in primo piano di carattere regionale. Zaia ter stop di Meloni, impugnata la legge della Campania, la Presidente del Consiglio, autonomia, lavoriamo a una legge per i LEP, nessun rimpasto in vista. La Premier Giorgia Meloni sono per i 2 mandati, nella scelta del candidato in Veneto va tenuto conto di Fratelli d'Italia. Nel giorno in cui il governo impugna la legge della Campania per garantire il terzo mandato a Vincenzo De Luca, Giorgia Meloni gela le ambizioni sul Veneto di Luca Zaia e della Lega. Sarebbe coerente fissare i limiti dei 2 mandati per i presidenti di regione, ha detto, e per quanto riguarda la scelta del candidato per il Veneto, penso che Fratelli d'Italia sia un'opzione da tenere in considerazione. Uno stop in piena regola che riaccende la sfida interna al centrodestra in vista delle regionali. La Premier ha inoltre difeso Elon Musk, puntualizzando l'obiettivo premierato e chiuso al rimpasto. Deciderò nel 2027 se ricandidarmi. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 5. Dalla provincia di Belluno, foto di copertina, il centrale risorgerà, venduto lo storico albergo di Belluno chiuso da 20 anni, in programma restauro e riapertura. L'approfondimento di Alessia Forzin lo troveremo a pagina 15. Nelle cronache, sempre dalla provincia di Belluno, critica la manovra, i sindaci con i tagli tasse locali più alte. La nuova legge di bilancio ha ridotto di 4 milioni di euro i trasferimenti per i comuni del Bellunese e i sindaci, così ci costringono ad aumentare le tasse locali. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 16. Belluno, lezioni al freddo, gli studenti protestano in classe con il cappotto, fa freddo negli spazi del seminario dove fanno lezione gli studenti del Catullo, scatta il sopralluogo della provincia, l'approfondimento a pagina 17. Ancora dal capoluogo, cade sulle zebre, va a processo il dirigente dei lavori pubblici, signora si rompe il malleolo a causa di una buca coperta dalla vernice fresca delle strisce pedonali, a processo dirigente dei lavori pubblici, l'approfondimento di Sosso. Lo troveremo a pagina 19 e il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 392 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questi richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicati alla provincia di Belluno e al Veneto. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda il mondo del lavoro, dedicato prettamente alle donne. Una mamma su 2 lascia il lavoro, studio di Fem Factor, mancano servizi e in provincia il tasso di occupazione femminile è al 55%, 20 punti sotto quello maschile. L'occupabilità femminile in provincia è stata al centro di un convegno organizzato da Fem Factor Dolomiti. Dalle interviste è uscito un quadro poco rassicurante: il 52% delle donne diventate mamme lasciano il lavoro perché mancano servizi per l'infanzia. Il tasso di occupazione femminile è al 55%, 20 punti sotto quello maschile, con elevata percentuale di part-time al femminile, 35%, che tende all'aumento. Dito puntato dalle lavoratrici, poi sui trasporti pubblici inadeguati. Le giovani chiedono più tempo per sé e per la famiglia in un contesto, quello bellunese, ancora chiuso e poco propenso all'innovazione. Sono circa il 50% le donne lavoratrici in provincia, con una sostanziale differenza però nelle 2 fasce 15-24 e 25-35 anni, dove si registrano rispettivamente una percentuale di occupazione del 23 e del 73,4%. Intanto le giovani laureate con altri profili occupazionali impegnate all'estero sognano il ritorno. L'approfondimento di De Donà lo troveremo a pagina 3. Foto di copertina: se il Corriere delle Alpi ha dedicato spazio all'albergo centrale del capoluogo, il Gazzettino di Belluno dedica spazio a un'altra struttura storica del settore commerciale della provincia di Belluno e in questo caso del comune di Belluno. Non sarà più un bar, la nuova gestione riaprirà presto. Il Manin passa alla ristorazione, una catena di ristorazione in pole position per elevare appunto il Manin. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 5. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: molte frazioni senza acqua potabile. Servizi Integrati Bellunesi avvisa che accertamenti eseguiti dall'US numero 1 Dolomiti hanno evidenziato una difformità dei parametri microbiologici nell'acqua erogata dalla rete idrica.
Cronaca che ci porta in Agordo, alto richiamo dal Gazzettino, imprenditore muore un mese dopo un incidente, per 21 giorni ha lottato in ospedale vittima di un incidente e mercoledì ha perso la sua battaglia, se n'è andato così Gianni Paganini di Agordo, uno dei pionieri dell'occhialeria in Agordino, avrebbe compiuto 84 anni fra 3 giorni, ma le gravi ferite riportate nell'incidente stradale occorsoli lo scorso 19 dicembre lungo la strada 203 Agordina in comune di San Tommaso non gli hanno dato scampo, era a bordo della sua BMW quando si è scontrato con una Jeep Avenger. In Agordino la sua figura era conosciuta in particolare nel settore dell'occhiale, ma il suo talento nei primi anni di lavoro era emerso nel campo dell'energia. L'approfondimento di Fontanive a pagina 10. Auronzo CA in crisi, non si trova un presidente e la sezione rischia di scomparire. L'approfondimento di Giuseppini a pagina 12. Danta, terre alte del Bellunese, l'innovazione contro lo spopolamento, è il primo comune ad aver adottato ecosistema Belluno, parte da Danta di Cadore, uno dei più piccoli comuni del Veneto, guidato da uno dei più giovani sindaci della regione, il 25enne Thomas Menia Corbanese, un progetto che potrebbe dare nuovo slancio all'economia della provincia. Danta, infatti, è stato il primo comune ad adottare formalmente ecosistema Belluno, il progetto per il rilancio del territorio che fa leva su innovazione e collaborazione estesa tra enti pubblici, imprese e università, dice il sindaco. Partire dalla valorizzazione delle nostre imprese, rilanciandole sullo scenario della competitività, è la chiave per garantire futuro e prosperità alla nostra provincia e per combattere lo spopolamento con politiche strutturali. Danta vuole essere protagonista di questo rilancio e di questo cambiamento e Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Dolomiti, l'auspicio è che la stessa delibera, approvata da Danta di Cadore, venga adottata anche dagli altri comuni e della provincia. L'approfondimento a pagina 11. Cesio Maggiore, il bar di Busca attraversa 3 secoli, ora è fra i luoghi storici del commercio, l'approfondimento di Mammani a pagina 7. E ancora dalla prima del Gazzettino di Belluno altri richiami, un monologo e numeri di magia conquistano il Da Vinci's Got Talent, l'approfondimento a pagina 15. Selva di Cadore, sacchi di rifiuti abbandonati dopo le vacanze, turisti denunciati, la firma di Gabrielli ci aspetta a pagina 10. Pallavolo, Final Four di Coppa Alambioi, la candidatura ora è ufficiale, il club qualificato alla semifinale conta di giocarle in casa nell'evento dal 22 al 23 febbraio, lo organizziamo noi, siamo una corazzata, l'approfondimento di Lazzarin a pagina 13. E a pagina 2 invece il Gazzettino di Belluno si apre con questa notizia, partono i cantieri antifrane, sono opere attese da anni, l'assessore Roccona annuncia l'avvio dei lavori su Borgo Pra in via San Francesco, siamo riusciti a intercettare i fondi per mettere in sicurezza i 2 abitanti, notizia quindi che interessa il capoluogo bellunese come quest'altra presente su Spalla, Catullo in classe Il cammino verso Santiago, un ex alunno è stato invitato a raccontare la sua esperienza. E adesso invece la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno, un lavoro in salita, qui si licenzia il 52% delle mamme. L'approfondimento è riferito alle donne e all'occupazione. Dem Factor Dolomiti presenta uno studio che indaga sulla situazione in provincia. Mancano asili, i trasporti sono carenti e resta la differenza salariale con i maschi. Meglio se dipendente, le giovani donne cercano un'attività principalmente alle dipendenze, ma non escludono scegliere il percorso di una libera professione che garantisca una buona retribuzione. E ancora le intervistate che con le loro risposte hanno dato vita al report hanno segnalato di aver fatto esperienza di disparità salariali anche a parità di ruolo ed hanno messo in evidenza un forte radicamento di stereotipi di genere. La cornice sostanzialmente è quella nota, popolazione dispersa in 60 comuni con solo il 15% di giovani residenti tra i 18 e i 35 anni. Il tasso di occupazione femminile è al 55%, 20 punti sotto quello maschile, con elevata percentuale di part-time al femminile, 35%, che tende all'aumento. Dito puntato dalle lavoratrici poi sui trasporti pubblici inadeguati. L'articolo a firma di Daniela De Donà, ma un altro approfondimento è il seguente che interessa anche in questo caso l'Associazione Bellunesi nel Mondo, voglia di tornare a casa per le giovani laureate che operano all'estero, voglia di fare marcia indietro, di rimpatrio dopo anni di esperienza maturata spesso all'estero anche in grandi aziende. Le giovani donne bellunesi di 30-35 anni laureate con alti profili mostrano il desiderio di tornare alla montagna. Questa è la cornice di un nuovo orizzonte al femminile, delineata con le parole di Patrizia Loyola, presidente di Forcop Cora, ente capofila di Fem Factor Dolomiti, che ha coordinato la mattinata di ieri dedicata al lavoro femminile in provincia. Seguiamo bellunesi che hanno sviluppato percorsi importanti e che ora cercano ritmi diversi.
Siamo a pagina 5, notizia che ci porta nel capoluogo. La grande ristorazione bussa al caffè Manin, dopo mesi di trattative affidata all'agenzia di Benny Cavallari. Il caso dello storico locale chiuso da un anno sembra risolto. Siamo in trattative avanzate con una catena specializzata, la firma dovrebbe essere vicina, un lavoro che mi ha onorato. Comune, pattinaggio in piazza avanti fino a fine mese, bella notizia quindi per gli appassionati dello sport su ghiaccio. E ancora cade per l'avvallamento stradale dirigente comunale accusato di lesioni. L'incidente avvenne sulle strisce in piazzale Cesare Battisti. Sanità bellunese, in questo caso di Feltre, lavorerò per conservare l'eccellenza con quasi 7.000 prestazioni ambulatoriali in meno di un anno e 300 ricoveri. La neurologia avrà un nuovo primario, Gastaldo. Ieri il benvenuto nel reparto e le sue prime dichiarazioni: sono felice di essere qui, ho trovato un'equipe molto coesa. Cesio Maggiore, Latte Busche, distretto latteriaro caseario, 13,8 milioni in arrivo. La soddisfazione di De Carlo dalla Commissione Agricoltura, ora spingere sulla innovazione. Rimaniamo invece a Cesio Maggiore con pagina 8 del Gazzettino di Belluno, il bar monumento sulla statale 50, aperti dal 1890. Da Camillo di Busca è stato riconosciuto luogo storico del commercio con la sua attività che dura da 135 anni. 7 ville, bocce, Tolaini resta alla guida, le vittorie, gioco di squadra. E ancora, pagina 9, siamo alla commemorazione deportati. Tambre ricorda i suoi figli. Domani l'anniversario del rastrellamento di 41 giovani, 33 mandati nei campi di sterminio nazisti, tornarono in 3. Deposizione di corone e messa con il vescovo. Ci sarà anche Adelmo Cervi, figlio di uno dei 7 fratelli trucidati dai fascisti. Longarone, articolo di Giovanni Santin, turismo sostenibile, la fiera ci crede, dal Ministero fondi per 150.000 euro. Siamo in Agordino, fatto di cronaca, l'imprenditore Gianni Paganin muore a 21 giorni dallo schianto. Il 19 dicembre lo scontro sulla Gordina con la sua BMW, mercoledì la morte. Avrebbe compiuto 84 anni fra 3 giorni fu una delle colonne dell'occhialeria. Da giovanissimo diresse la fonderia di Ospitale di Cadore e poi la sfida degli occhiali con la sua Personal. E un altro lutto colpisce sempre la comunità dell'Agordino. Siamo a Falcade e Sedico, addio a Paolo Rizzi, portò il campeggio in Agordino, fu lui il pioniere con l'Eden. Danta di Cadore, innovazione contro lo spopolamento, notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Dante è la prima amministrazione ad adottare il progetto Ecosistema Belluno per ridare slancio all'economia locale. Il sindaco Thomas Menia Corbanese ha 25 anni, la chiave è rilanciare le nostre imprese sullo scenario della competitività. L'articolo vi aspetta a pagina 9 del Gazzettino di Belluno. E adesso invece siamo a pagina 12, Auronzo, presidenza CAI, altra fumata nera, ora la sezione rischia di sparire. Vana anche l'ultima assemblea, nessuna lista di candidati al consiglio direttivo da cui nominare il futuro presidente. Cortina d'Ampezzo, fatto di cronaca giudiziaria, morì travolta dalla frana, non c'era protezione civile, il sistema d'emergenza era completamente assente all'epoca, ieri ha parlato anche l'allora commissario collegato da remoto. Da Cortina a Borca riapre i battenti il 4 Stelle Superior Cadore Antelao. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi. Addentriamoci all'interno delle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 15 e ci porta sempre nel capoluogo. Il Gazzettino ha dato spazio allo storico locale Manin. Il Corriere delle Alpi invece dedica spazio a un altro storico albergo chiuso ormai da 20 anni. Parliamo dell'albergo centrale pronto a rinascere. Una nuova proprietà riaprirà l'hotel. La struttura è stata acquistata da un imprenditore bellunese, avrà 16 camere al piano terra, un locale pubblico. Costruito nel 1958 e chiuso da 20 anni proprio alle porte del salotto cittadino. La polemica, pagina 16, taglio di 4 milioni ai comuni, tutta la provincia si mobilita. Il caso più eclatante a Belluno, dove c'è stata una contrazione pari a 300.000 euro, la più importante riduzione dei trasferimenti agli enti locali dai tempi di Monti. Il presidente Padrin, presidente della provincia di Belluno, penalizzata l'ossatura del paese, Fratelli d'Italia, De Carlo non ci sta, in verità venivano fatti già nel 2011.
L'approfondimento vi aspetta a pagina 16. Rimaniamo sempre nel capoluogo, lezioni al freddo in seminario, gli studenti del Catullo protestano, ragazzi e insegnanti in classe con i cappotti, avvisata la provincia, in alcune aule c'erano 16 gradi. Abbiamo avvertito di accendere prima il riscaldamento e di riportarlo a norma. E sempre per quanto riguarda la scuola, potenziata l'offerta formativa ai licei Galilei Tiziano. Siamo a pagina 18, sempre più lavoro per le giovani donne, ma a carico hanno pure casa, figli e pasti. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'approfondimento già trovato sull'edizione del Gazzettino di Belluno. 2 progetti, il primo, l'ecosistema Belluno prende vita da Danta, portiamo l'innovazione, progetto 2, un piano Marshall che mette tutti in rete contro la moria di aziende. Siamo a pagina 19, il caso cade sulle strisce e vuole i danni dal dirigente comunale, notizia trovata anche in questo caso già sul Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 20, Sandra e Sonia da 20 anni al Bolivar, oggi il compleanno, domani sera la festa, il locale di Castione in via Pian delle Feste 56 è una vera istituzione, siamo molto affezionati ai clienti vecchi, nuovi e tutti quelli passati. Continuiamo con Feltre, pagina 21, sanità, nuove terapie per l'ictus e la demenza, neurologia pronta alle sfide con Gastaldo, anche in questo caso notizia già trovata sul Gazzettino di Belluno. Rimaniamo invece nel Feltrino, sentieri da sistemare, il CAI dona 100 ore, gli escursionisti segnalino i problemi. Passiamo a pagina 23, Sovramonte, cammino retico da visitare, parola di New York Times, il percorso ad anello nel Feltrino, inserito tra le 52 migliori mete del pianeta, AUNE fa compagnia a Milano e al tragitto di turismo lento da Trapani a Catania. Il quotidiano degli Stati Uniti mette in luce la proposta di turismo alternativo. La Mon, consiglieri comunali, i gettoni di presenza, 7 ville, festa grande a Carpen, il Bar Piave ha tagliato il traguardo dei 105 anni. Continuiamo con pagina 24, Borgo Valbelluna, la protesta dei sindaci a Roma, salvate il progetto Bellezza. I fondi sono bloccati da 2 anni nonostante le promesse fatte dal governo. A Mele 3 gli interventi per 2 milioni, il sindaco Cesa pronti ad ogni azione necessaria. Continuiamo con pagina 25, Tambre, piscina comunale, pubblicato il bando per affidare la gestione entro fine mese. La struttura è chiusa da 5 anni, sindaco Bona, abbiamo già contatti con soggetti interessati. Prima della riapertura serviranno alcuni interventi, ma contiamo di procedere a metà anno. Gli oneri di riavvio a carico del comune si aggirano tra i 25 e i 35 mila euro. E sempre dall'Alpago, Demin, Dalpaos e Canei nel comitato biblioteche. Longarone, donazione di organi, via libera dal comune a raccogliere i consensi. E un'altra notizia, la famiglia ai migranti oggi sarà in assemblea, si farà il punto sul 2024 e sui progetti 2025. Pagina 26, Selva di Cadore, lanciano i rifiuti nella scarpata, denunciati 2 anziani di San Donà, rientravano nelle vacanze sorpresi dalla polizia a buttare 3 sacche di immondizia vicino al torrente. Voltago, stanziati 350.000 euro per la strada della Gioia, i lavori prevedono l'allargamento e lo scarico delle acque, intervento da 300.000 euro anche lungo la strada del Poi. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla morte di Gianni Paganini, aveva 83 anni e si occupava di occhiali. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa arcidiaconale di Agordo. Cortina verso Milano, Cortina 2026, il precedente delle Olimpiadi di Torino. Pista da bob, l'esperienza di Cesana, fino a 700.000 euro per una gara, parla il sindaco del comune Daniele Mazzoleni, tante promesse ma poi siamo stati lasciati soli. A noi avevano detto che il nostro impianto sarebbe diventato il Coverciano delle Nevi, lo stesso discorso che ora fanno a Roma. Questa un estratto dell'intervista a firma di Alessandro Michielli a Daniele Mazzoleni, il sindaco di Cesana torinese, che parla della pista da bob dei Giochi 2026 che appunto si svolsero a Torino. Pagina 28, il bilancio, bus oltre 80.000 passeggeri sulla linea Cortina-Venezia. Cortina Express chiude il 2024 con numeri positivi e lanciano novità nel 2025, pronti ad un ulteriore potenziamento delle corse nei periodi di bassa stagione. Colle Santa Lucia, rifugio Averau torna a colazione all'alba, Pieve di Cadore, il falò della Redosola preannuncia un anno prospero e fortunato. E ancora l'evento Dolomiti Blues a Borga, il calendario dei concerti, tutte le informazioni vi aspettano a pagina 28.
Il processo bis per la frana, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio a questo fatto di cronaca giudiziaria. De Rogatis depone sul caso Catturani. Mancava un piano di protezione civile. L'ex commissario prefettizio in collegamento da Savona: direttamente non mi sono mai occupato di circolazione. L'amministrazione era ormai allo sbando per il caso Franceschi e l'attività paralizzata. L'esame dell'imputato Alverà: mai si è discusso della situazione di Rio Gere nei 40 giorni in comune. La giunta Ghedina era in carica solo da poco tempo e quel giorno l'allerta era gialla. Ho verificato uomini e mezzi, non potevo chiudere la strada. Passiamo alla rubrica Cultura e Società. La guida mostre sarà un anno di grandi eventi. Si parte con il 700 a Castelfranco Veneto e con Hammershow a Rovigo, a Venezia a Casanova e l'omaggio a Vieira da Silva. A settembre Munch a Mestre. E per quanto riguarda invece la rubrica Giorno e Notte, se Colombo le suona all'intelligenza artificiale, il musicista trevigiano domani sarà ad Alleghe con il suo spettacolo Un viaggio a ritroso nella tecnologia digitale. Sport bellunese, pallavolo Serie 3, Darold, Belluno vuole la Final Four, Longarone possibile sede a fine febbraio. Calcio di Serie D, Dolomiti, Tiozzo aspetta il Brusaporto per il primato, non solo noi e il Treviso. E ancora Hockey Alps League, Cortina domina con il Gardena, ma i Bolzanini vincono all'overtime 2-1 risultato finale. Sempre dallo sport biathlon, Ilaria Scattolo, un giorno da ricordare, livello altissimo ma sono felice. Sci nordico, Elia Barp, una settimana alla Fesa Cup, Barpa a Falcade, pista ideale. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo nelle prime ore nuvoloso sulle Dolomiti e al più parzialmente nuvoloso altrove, poi in genere da poco nuvoloso a sereno. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica domani mattina via streaming all'1, invece in diretta alle 8:30 con la lettura del settimanale L'Amico del Popolo, e sempre questa sera via streaming in replica alle 20 sempre su Radio ABM. A voi tutti un buon proseguimento in compagnia della nostra web radio, Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.